Nel regno animale, l'essere umano è una specie alquanto temuta. Un'affermazione questa che può certamente sembrare un paradosso, soprattutto qualora si considerasse l'esito di uno scontro tra un uomo e un leone. Eppure, se così non fosse, il mondo non sarebbe stato colonizzato in lungo e in largo dalla nostra specie. E al posto delle città troveremo senza dubbio distese erbose e fitti boschi popolati da animali di ogni genere. L'essere umano non è una specie temuta per la portata del suo braccio, né tantomeno perché possiede artigli affilati o mascelle potenti. L'essere umano è temuto per la sua capacità di costruire armi e trappole, di associarsi ad altri individui della stessa specie, per pianificare stratagemmi e tranelli atti alla distruzione di un potenziale avversario. Uno stratagemma, ci insegna Boccaccio, è l'unico modo che può essere adottato da un individuo socialmente o fisicamente più debole per poter trionfare in uno scontro impari. Ma cosa succede quando uno stratagemma non viene usato da un singolo individuo, ma da una città intera? Oggi siamo a Montagnana, in provincia di Padova, proprio per rispondere a questa domanda. Inserita nella lista dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione per le sue bellezze storiche e per la valorizzazione dei suoi prodotti tipici, Montagnana è un luogo che vale davvero la pena di essere visitato, anche solo per poter apprezzare quella maestosa cinta muraria che circonda l'intero borgo. La cinta muraria di Montagnana, infatti, snodandosi su un perimetro di 2 chilometri e racchiudendo un'area di ben 24 ettari, è uno tra i più insigni e sicuramente meglio conservati esempi di architettura medievale in Europa. È una costruzione davvero mastodontica. Pensate solamente che queste mura sono alte dai 6,5 agli 8 metri, con ben 24 torri perimetrali alte quasi 20 metri. La costruzione della cinta muraria di Montagnana risale alla metà del Trecento, quando i Carraresi, signori di Padova, vollero ampliare e rafforzare il borgo, considerato luogo forte di frontiera dello Stato padovano contro la Verona degli Scaligeri, che dominava la vicina Legnago. Proprio queste mura, durante uno tra i tanti conflitti che si consumarono tra i Carraresi di Padova e gli Scaligeri di Verona, conservano una vecchia leggenda. Si racconta infatti che nel mezzo di un inverno stranamente mite, a Montagnana era giorno di mercato. In mezzo alle tante voci, ad un certo punto una si fece più perentoria. Era la voce di un cavaliere che portava la notizia che un grande esercito si muoveva dalla città di Verona verso Montagnana. Ma la paura era molta. In confronto all'esercito che muoveva contro, a Montagnana pochi erano gli armati. Subito partirono dalla città alcuni messi per chiedere aiuto ai signori di Padova perché inviassero rinforzi al più presto, ma l'esercito nemico avanzava velocemente. Saggi e corporazioni vennero allora convocate in Gran Consiglio, ma nessuna ipotesi vagheggiata sembrava poter scongiurare un simile attacco. Finché, ad un certo punto, non venne pensato un ardito stratagemma. Per illudere il nemico, venne proposto di rivestir d'armi centinaia di croci di legno e di esporre quei fantocci lungo la cinta muraria, almeno fin quando non fossero giunti i rinforzi da Padova. Ma per attuare un simile piano sarebbero state necessarie centinaia di armature. Venne allora ordinato che tutti i panni rossi presenti a Montagnana fossero cuciti in mantelle per vestire i fantocci di legno.
Per tutta la notte donne e uomini tagliarono e cucirono ogni sorta di tessuto rosso che veniva loro recapitato. Quando all'alba le avanguardie nemiche mossero all'attacco per saggiare le difese, udirono un gran numero di trombe e di tamburi provenire da quelle mura imponenti su cui, come papaveri in un campo, vigilavano migliaia di soldati adorni di mantelle rosse. Non appena l'avanguardia nemica arretrò, scattò la seconda fase dell'arguto stratagemma. Le porte si aprirono e un gran numero di cavalieri e di soldati, per lo più vecchi e donne vestiti con le mantelle rosse, si riversarono sull'esercito nemico. L'esercito dei Veronesi, credendo di essere caduto in un'imboscata, allora ripiegò immediatamente per potersi riorganizzare. Nel campo allestito pensarono a delle strategie per attaccare nuovamente quell'immenso esercito che difendeva le porte di Montagnana. E presto si insinuò il dubbio di essere stati vittime di un tranello. Quando però l'esercito veronese riprese l'attacco, al posto di fantocci e mantelle rosse, trovarono i rinforzi giunti da Padova che riuscirono a mettere in fuga il nemico. La città di Montagnana, così salvata dall'arguta trovata, proclamò 6 giorni e 6 notti di gran festa. Ogni anno, per le vie di questo meraviglioso borgo, una sfilata di mantelle rosse ricorda quella volta che l'ingegno strappò la vittoria alla forza bruta.